Buongiorno e benvenuti nella versione 2.0 del canale YouTube della Fara. In realtà la prima versione è dedicata esplicitamente a un pubblico. Fino ad adesso avevamo utilizzato il canale un po' per condividere alcuni piccoli contenuti e soprattutto per salvare dei contenuti a nostro uso e consumo. Da adesso in poi desideriamo invece rivolgerci direttamente al pubblico. Chi siamo? Siamo un'associazione di ricostruzione storica. Ricostruiamo, cioè, i corredi longobardi contenuti nei musei. In particolare noi facciamo riferimento al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, il museo più antico in Italia riguardo ai Longobardi, uno dei più ricchi se non il più ricco, e con cui abbiamo la fortuna di collaborare ufficialmente per alcuni eventi e per la valorizzazione del loro patrimonio e per la ricostruzione dei nostri corredi, ovviamente. Cosa vedrete durante questi video? Durante questi video potrete vedere sostanzialmente due tipi di contenuti. Uno, come quello che state per affrontare oggi, riguarda la ricostruzione vera e propria di un elemento di corredo, ne parleremo fra un attimo. L'altro tipo di video è invece dedicato al territorio e quindi magari delle dirette durante le nostre attività didattiche, piccoli, brevissimi documentari sui siti archeologici di interesse altomedievale in Friuli, con noi in abito storico, non in borghese come oggi, e più o meno sarà questa la struttura del canale. Parliamo quindi di ricostruzione, del video che poi andrete a vedere oggi. Mi scuso per questa introduzione, gli altri video ovviamente non ne avranno la necessità. Il nostro motto è, scusate, ricostruire per capire, capire per narrare. Ricostruire che cosa? Ricostruire quello che si trova nelle tombe longobarde. Può sembrare un pochino creepy, ma è una fonte inesauribile di informazioni per questo periodo storico così affascinante, così importante per la definizione dell'Italia, del Friuli e dell'Europa. Noi sostanzialmente quindi facciamo riferimento ai report di scavo, ci confrontiamo con gli archeologi, con i musei, con le università e tentiamo di riprodurre al meglio delle nostre capacità o delle capacità degli artigiani a cui ci rivolgiamo quando queste sfide sono troppo per le nostre mani non così abili. Tentiamo quindi di ricostruire al meglio quello che doveva essere l'aspetto di questi oggetti in origine. Li indossiamo, li utilizziamo e mostriamo al pubblico quindi una storia vivente. Il video di oggi è un video di esempio e prende spunto da questa ricostruzione. Questa è la parte centrale, il corpo di una lira, uno strumento musicale. È cava, è stata scavata dai membri dell'associazione durante gli eventi della stagione 2018, è realizzata in acero e in realtà non fa riferimento a un reperto longobardo, ma a un reperto ritrovato in una tomba altomedievale germanica, coeva alla cultura longobarda, ma abbiamo dovuto rivolgerci oltre Alpe, non con grande dispiacere, nel senso che vedrete in questi video come i rapporti fra le popolazioni che noi in Italia chiamiamo ancora barbariche fossero molto stretti, ma abbiamo dovuto appunto rivolgersi all'estero perché in Italia non abbiamo ancora avuto la fortuna di trovare strumenti di questo genere conservati in maniera adeguata, o meglio, conservati e basta. Il terreno non ci ha tramandato elementi lignei di questo tipo. Alcuni invece necropoli europee hanno avuto questa fortuna. Quindi questa lira fa riferimento a una delle tombe della necropoli di Trosighe. Manca ancora di alcuni elementi, mancano le chiavi e manca il ponte. Nel video che vedrete, accelerato vi assicuro, vedrete produrre il ponte. I report archeologici ci dicono che il ponte era prodotto in salice. Noi dopo alcuni mesi di ricerca siamo riusciti a trovare tramite un collaboratore esterno che si occupa di giardinaggio un tronco di salice. Quindi oggi lo vedrete spaccare a cuneo, segare a sega a telaio e poi lavorare a banco per creare il ponte. Ovviamente se avessimo solo quell'utilizzo per il salice sarebbe uno spreco di lavoro. Le altre assi verranno utilizzate in futuro per creare degli scudi. Ma oggi vedrete questa parte di lavorazione. Finiamo l'introduzione al canale in generale, non solo al video, aggiungendo che ovviamente non ci sarò solo io a parlarvi, ci saranno anche gli altri membri dell'associazione che forniranno contributi sulla lavorazione dei metalli, sulla lavorazione dell'osso, sulla sartoria, sulla lavorazione della ceramica e cercheremo quindi di fornirvi più informazioni possibili. Un avviso, se siete arrivati qui attraverso hashtag o collegamenti concettuali particolari, vi avviso che la nostra associazione è apolitica
e non abbraccia nessuna visione spirituale e religiosa. Di conseguenza non aspettatevi riferimenti a ipotetiche religioni odinistiche, longobarde, eccetera. L'obiettivo della Fara è sempre quello di interfacciarsi col mondo accademico, con l'università, con i musei, con gli archeologi, con gli storici, e produrre delle ricostruzioni il quanto più fedeli possibile agli originali e alla lettura storica che oggi i professionisti fanno di questo periodo. Credo di avervi detto tutto, spero che il contenuto vi possa interessare e anche i prossimi vi possano interessare. Ultima nota, questo video è fornito integralmente e pubblicamente sul canale YouTube. E in futuro probabilmente forniremo dei trailer sul canale YouTube o dei riassunti e altri contenuti invece esclusivi per chi vorrà sostenerci sul nostro profilo Patreon, che trovate linkato in descrizione. Quindi godetevi questo video e se dovesse piacervi intanto date uno sguardo anche a Patreon, magari un domani vorrete sostenerci. Ci trovate su Facebook e su Instagram, anche su Twitter. Grazie e buona visione!